Bentornati a un nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Nei prossimi giorni continua il dominio dell'anticiclone, in questo caso di matrice africana, che continuerà a dominare la scena nel corso della prossima settimana. Condizioni atmosferiche più instabili invece sull'Europa nord-occidentale. Condizioni atmosferiche quindi stabili su tutta quanta la penisola, a parte locali temporali nelle ore pomeridiane e serali sul Friuli Venezia Giulia e sull'Alto Veneto, condizioni invece più stabili altrove, con caldo in intensificazione, punte di 40 gradi al centro-sud, specie sul Tavoliere delle Puglie. Andiamo a vedere cosa accadrà nel corso dei prossimi giorni. La giornata di sabato sarà contraddistinta dal dominio dell'anticiclone africano. Si nota infatti l'espansione dell'anticiclone africano fin sulle regioni del centro-sud. Le regioni del centro-sud saranno molto coinvolte nella giornata di sabato da temperature elevate, oltre i 35 gradi, 37-38 gradi lungo le coste tirreniche, la Toscana, e 37-38 gradi anche sul Tavoliere delle Puglie. Tempo nel complesso stabile dappertutto, a parte qualche locale pioggia che abbiamo assistito nelle ore mattutine tra l'Alto Piemonte e la Lombardia. Qualche rovescio anche sulle Dolomiti, mentre si assiste, come vedete, al passaggio di queste correnti umide instabili di matrice atlantica che consentono anche all'anticiclone di matrice azoriana di rinforzare verso l'Europa occidentale. Quindi questo campo anticiclonico consentirà l'avvicinamento delle correnti molto miti oceaniche di rinforzare sulla nostra penisola. Nel contempo però rinforzerà anche l'anticiclone africano, che avanzerà sempre più verso le regioni del nord, consentendo anche qui un brusco rialzo delle temperature nel corso del weekend. Si nota infatti anche la giornata di domenica come un profondo vortice instabile dato dalle correnti umide atlantiche andrà ad approfondirsi una depressione proprio sul nord-est dell'Europa e consentirà quindi il passaggio di un impulso fresco carico di aria molto fresca su tali regioni, e quindi una notevole rinfrescata sulle regioni del nord-est della Scandinavia e sul nord dell'Europa per un passaggio temporalesco intenso. Mentre sull'Italia l'anticiclone nordafricano continuerà a dominare la scena e occuperà gran parte dell'Italia, consentendo valori massimi anche punte di 40 gradi fin verso le zone interne della Toscana, del Lazio e sul Tavoliere delle Puglie. L'afa si manterrà moderata lungo le coste e anche sulle zone del centro-sud. Continuerà invece a rimanere molto afoso il centro-nord, ma anche la Sicilia e la Calabria. La stabilità sarà piena dappertutto, ma segnaliamo appunto la possibilità di qualche temporale tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto nel corso del pomeriggio sera. Dalla grafica un passaggio dalle Alpi di un fronte temporalesco che agirà dapprima lungo le Dolomiti settentrionali del Bellunese e sulle Alpi centro-orientali, fenomeni poi in intensificazione in discesa verso le alte pianure del Friuli Venezia Giulia, con associati temporali e attività convettiva in aumento, così anche come sulle prealpi venete, con possibilità di temporali anche forti accompagnati da grandini di piccole dimensioni, passaggi temporaleschi e rovesci che potranno insistere fino alla serata di domenica. Nulla invece sul resto delle pianure del centro-nord, così come anche sul resto dell'Italia. Da segnalare solo questo passaggio. Cosa succederà anche all'inizio della prossima settimana? Avremo il picco del caldo sulle regioni del centro-sud. Si nota appunto la distesa del promontorio anticiclonico subtropicale che continua ad estendersi sempre più verso nord, consentendo valori massimi fino anche a 37 gradi sulla bassa Valpadana, attorno ai 34-35 gradi sul resto del nord. Più caldo invece sulle regioni centrali tirreniche, con 37-38 gradi anche a Roma, Firenze, fino a 39 gradi al sud, anche oltre i 37 gradi, attese anche le notti tropicali con minime diffusamente intorno ai 25 gradi, soprattutto nei grandi centri urbani. Segnaliamo appunto l'alto tasso di umidità sulle regioni del centro-nord, poi un promontorio anticiclonico anche sulle regioni del nord Europa, ma con valori massimi più gradevoli, mentre un profondo vortice continua ad agire sul nord-est dell'Europa, portando forte maltempo, un clima decisamente più fresco con la discesa di queste correnti molto fresche, correnti umide atlantiche che provano a insediarsi sul nord-ovest dell'Europa ancora una volta, senza però riuscirvi. Qualche locale rovescio possibile lungo il Portogallo, ma continuerà a fare decisamente caldo. Continuerà nel corso dei prossimi giorni fino alla fine del mese un anticiclone che continua a mantenersi
imperterrito, l'anticiclone africano sempre protagonista con valori massimi sempre attorno ai 38-40 gradi sulle regioni del centro-sud. Continueranno a mantenersi su valori seppur meno bassi al nord tra i 34 e i 37 gradi. Stabilità appiena. Quando si intravedrà una svolta ve lo diciamo subito, perché si intravedono già delle ipotesi da parte di vari centri modellistici che intravedono la possibilità attorno al 1-2 di agosto che le correnti atlantiche possano tornare a sbloccarsi, a tornare degli impulsi da nord-ovest frequenti verso la nostra penisola. È possibile che l'anticiclone africano si indebolisca per lasciare spazio di conseguenza al transito di correnti occidentali e alla nascita probabilmente di un vortice sul centro Europa. Questo potrebbe favorire lo sviluppo di temporali anche forti sulle regioni settentrionali, soprattutto il Triveneto maggiormente favorito proprio per la discesa dei fenomeni dalle Alpi centro-orientali verso le coste adriatiche, dove il mare si presenta molto caldo. Come abbiamo detto, il caldo intenso continuerà a mantenersi ancora ben solido sulle regioni del centro-sud, ancora valori oltre i 37 gradi senza alcuna nota instabile. Non si intravedono al momento note positive per quanto riguarda il centro-sud per l'arrivo di perturbazioni. Ancora si dovrà attendere per capire se vi saranno delle novità. Si tratta ovviamente di una tendenza che potrebbe subire modifiche anche sostanziali vista la distanza temporale. Vi consigliamo quindi di seguire i prossimi aggiornamenti meteo.